Saranno rispettati i tempi per il recupero della spiaggia di Eraclea Minoa a causa dell'erosione della sua crosta. La Regione, con in testa il Presidente, assicura che il progetto è pronto ed i tempi, come da nostro impegno assunto in occasione della celebrazione dello Statuto siciliano davanti al Tempio della Concordia, saranno rispettati in maniera puntuale. Il progetto, redatto dagli uffici del commissario di governo coordinati da Maurizio Croce, riguarda il tratto di costa che va da Capobianco verso est per circa 2 chilometri. Procediamo nei tempi indicati al ripascimento della spiaggia Agrigentina, ha commentato il governatore. La tutela dell'ambiente e delle coste è per noi prioritaria. Oggi si compie un altro passaggio importante. È stato pubblicato infatti il progetto per la valutazione di impatto ambientale della spiaggia di Eraclea Minoa, patrimonio dell'UNESCO. Entro 90 giorni l'assessorato al territorio ed ambiente, guidato da Totò Cordaro, completata l'acquisizione dei documenti e la fase istruttoria, rilascerà la valutazione di impatto ambientale. Completata l'acquisizione dei documenti istruttori, il Dipartimento Ambiente renderà procedibile il progetto e nei successivi 30 giorni si procederà con l'indizione della gara d'appalto. L'opera servirà a preservare la spiaggia dal fenomeno dell'erosione nel bellissimo litorale nei comuni agrigentini di Cattolica Eraclea ed in parte in quello di Montallegro. Nell'intervento verranno privilegiate tipologie di opere non invasive dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.